Chi è coinvolto oggi faccia un passo indietro per difendersi meglio nelle sedi opportune e per garantire quella rapidità, perché c'è una cosa che va detta. I corrotti, e se ci saranno dei corrotti, vadano in carcere e paghino fino all'ultimo centesimo. Se ci sono degli innocenti non venga infangato il nome. Un passo indietro, si autosospendono dal partito. Alessandra Moretti da Padova, dove è intervenuto ad un incontro con Flavio Zanonato e Pierluigi Bersani ad apertura della campagna elettorale per le regionali 2015, non usa mezzi termini. La vicenda giudiziaria che vede indagati 2 deputati ed esponenti del PD veneziano, Davide Zoggia e Michele Mognato, rischia di minare la credibilità del partito e sempre più si apre una questione morale anche all'interno del Partito Democratico. Onestà e merito saranno le parole d'ordine all'interno del mio partito. Ribadita la presunzione di innocenza fino a prova contraria, anche l'eurodeputato democratico Flavio Zanonato ricorda che il partito ha regole precise al riguardo. Abbiamo una regola molto rigida su questo: chi non si comporta secondo il rispetto pienissimo delle leggi italiane, anche nell'ambito del finanziamento pubblico dei partiti, non può stare nel nostro partito, deve andare via. Fare presto chiarezza, ribadisce l'onorevole Pierluigi Bersani, il Paese ha bisogno di politica seria e pulita. Autosospensione dal partito intanto come primo passo, mentre per eventuali dimissioni da parlamentare la questione sarebbe più legata alla coscienza di ognuno. Non è preoccupata Alessandra Moretti per eventuali ripercussioni sulla campagna elettorale, ma proprio in vista delle elezioni manda ad elettori e partito un messaggio chiaro. Le liste che saranno composte appunto e sosterranno la mia candidatura saranno liste pulite, cioè all'interno di queste ci saranno persone meritevoli ed oneste. Dalla linea dura di Alessandra Moretti a quella attendista e più morbida della direzione provinciale veneziana del partito, nella riunione tenutasi in giornata al Vega, la direzione fa quadrato attorno ai 2 indagati per i quali al momento non viene chiesto di autosospendersi. Personalmente qualcuno ha delle responsabilità, risponderà personalmente. Nel caso specifico non ho l'impressione che Mognato e Zoggia abbiano interferito e siano stati fondamentali nella campagna elettorale di Ursoni di allora.